Buonasera e benvenuti al Palarigopiano di Pescara. Sta iniziando il derby d'Abruzzo della Serie A Futsal, 13ª giornata. Acqua e Sapone Unicross, Color Max Pescara. Si attende il fischio d'inizio del signor Pezzuto di Lecce e Tessa di Barletta. Eccolo qui, il crono è da Alessandro di Policoro. Velocemente le formazioni. L'Acqua e Sapone Unicross, che oggi gioca in casa, anche se questo è il palazzetto di entrambe le formazioni, con Mammarella, Uenu, Patricelli, Liviero, Murillo, Calderolli, Jesulito, Ghi, Mambella, Coco Wellington, Avellino, Nicolodi, Roscia e Dudu. Allenatore Bellarte. Risponde la Color Max Pescara con Mazzocchetti, Gagliani, Cilli, André, Misael, Morgado, Dall'Onder, Le, Parra, Coco Schmidt, Ferraioli, Scarinci, Santa Croce e Giuliani. Allenatore Saverio Palusci. I quintetti sono i seguenti: l'Acqua e Sapone Unicross con Mammarella, Dudu, Murillo, Nicolodi e Ghi. La Color Max con Mazzocchetti, Coco Schmidt, capitano e grande ex, Misael, Le e Morgado. Passati 30 secondi dall'inizio andiamo a vedere quale sarà l'atteggiamento delle due squadre, ma molto velocemente un flash con Antonio Ricci. Buonasera Antonio, che derby stiamo per vedere? Buonasera, vedo un po' le scelte fatte dai due allenatori, un Civitella con tanta qualità in campo, forse la migliore, e il quintetto scelto da Bellarte è un quintetto abbastanza pesante, anche diciamo non come al solito ci aveva abituato le ultime volte con quintetti rapidi. Eh sì, qualche scelta diversa, quindi probabilmente il livello anche agonistico dei duelli sarà molto alto, perché le due squadre ci tengono tantissimo, nonostante condividano questo palazzetto durante la settimana ormai da diversi mesi, ma è chiaro che per il blasone, per gli obiettivi, i rispettivi obiettivi, questa è una partita che vale tantissimo. La Color Max è in una striscia positiva lunghissima che l'ha portata qui Dudu, gran recupero, Le lo strattona, è il primo fallo della partita. Fallo abbastanza plateale di Le. Dudu aveva sfondato centralmente, conferma di una buona condizione ancora dopo le prime due partite della stagione. Anche oggi è in campo, addirittura per la prima volta nel quintetto iniziale. Oggi c'è anche Luciano Avellino, che qualche giorno fa ha festeggiato il compleanno portando a cena la squadra, quindi Nicolodi sinistro, Mazzocchetti in due tempi. Dicevamo Avellino che ha festeggiato portando a cena la squadra. E fuori, attenti a Ghi, gran palla rubata su Morgado, Ghi! Fuori diagonale da posizione impossibile. Bellarte non può disporre oggi di Jonas Pinto, un problema muscolare, ha preferito tenerlo a riposo perché la prossima settimana per l'Acqua e Sapone sarà molto stressante, con un ottavo di finale di Coppa della Divisione a Cassano delle Murge in provincia di Bari contro l'Atletico Cassano, partita secca alle ore 18, e il venerdì a Genova con trasferta ovviamente che prevede la partenza dal giorno precedente, quindi sarà difficile sia allenarsi con regolarità e sia smaltire le tossine di due viaggi abbastanza lunghi. Qui la girata di Ghi, grandi applausi da parte del gruppetto dei fedelissimi dei tifosi dell'Acqua e Sapone. Le due partite che portano al Natale, insomma, sono queste che vi abbiamo descritto, e Jonas potrebbe essere fondamentale in entrambe, o almeno in una delle due. E intanto c'è Dudu che ha gran voglia di giocare dopo aver saltato 3 mesi di stagione in attesa del transfer. La ripartenza della Color Max, Ghi in recupero contro Morgado, sfida tra numeri 11, poi Le con la punta dalla distanza, Mammarella alza sopra la traversa, Nicolodi era entrato un po' duro su Le che protesta, Le che cerca una rivincita, mister Ricci, perché abbiamo affrontato e battuto largamente con l'Apoel Nicosia in Champions League nella scorsa stagione, giocava a Cipro, il numero 13 della Color Max Pescara, e quest'anno ha debuttato in Italia. Attenti ancora a Morgado, gran recupero di Dudu, quindi un po' col dente avvelenato il numero 13 di Palusci, si vede già dall'approccio che ha avuto alla partita. Aspettiamo questa battuta prima di riascoltare il pensiero del mister. Capitan Coco, uno dei fedelissimi di Bellarte nei primi anni dell'Acqua e Sapone, battuta lunga per Misael, smista per Morgado che cambia lato, ancora per Coco, il diagonale al volo di Coco, alto. Mister, che ci dici di questi primi 2 minuti tondi tondi?
un pochino rispecchiano molto le scelte fatte dagli allenatori. C'è un acqua e sapone con meno palleggio, però molta più fisicità in campo, e il Pescara che sta giocando molto bene, un buon possesso, e si vede che c'è tutta la scelta dell'allenatore scegliendo grandi giocatori di qualità. Attenzione che c'è una... Ammarella aveva cercato di servire un compagno, aveva finito per dare il pallone agli avversari, poi col portiere non ancora piazzato non trova la porta, si salva l'acqua e sapone. 2 minuti e 35 secondi. Dudu imposta di nuovo per la squadra di casa, Capitan Murillo, ancora Ghi che allarga per Dudu contro Misael, preferisce tornare indietro per giocarla con Nicolodi. Bella palla centrale di Dudu, Ghi che arretra, Murillo pressato torna da Mammarella. Se ne sono andati adesso 3 minuti. Le due squadre non hanno ancora cambiato i quintetti iniziali. Nicolodi cerca di caricarsi sul sinistro, Veronica pressato da Misael che fa ripartire la Color Max. Misael tu per tu con Nicolodi, ci mette l'esperienza e il fisico Douglas Nicolodi, protesta Misael, ma la palla è per l'acqua e sapone che riparte con Murillo. Ancora Nicolodi che cerca la sua giocata, viene centrale a calciare col sinistro, sbilanciato, non riesce a dare forza, riparte ancora la Color Max. La partenza forte, Antonio, di entrambe le squadre. Sì, diciamo un po' meglio il Pescara come approccio, perché l'acqua e sapone ultimamente aveva migliorato molte cose nella fase di palleggio, limitando il più possibile le azioni individuali. Invece in questi primi 4 minuti anche quella palla persa da Nicolodi, fondamentalmente senza appoggi e senza coperture, ha cercato di sfondare perdendo la palla, ed è molto pericoloso. Sì, se ne sono andati 4 minuti e 15 secondi. Attenti a Coco, gran palla qui. Stavamo per dire proprio del doppio cambio di Bellarte, sono entrati Coco Wellington e Jesulito subito protagonisti in questo scambio. Ora esce anche Dudu ed entra Fabrizio Calderolli. Siamo pronti anche per il quarto cambio. Murillo lascerà il posto in campo a Luciano Avellino, che si rivede dopo praticamente 3 partite passate fuori per un infortunio. Qui Calderolli cerca un dribbling su Dall'Onder. Ha cambiato anche Palusci, dentro André Ferreira e Dall'Onder con Morgado e Coco Smith. Ecco adesso Avellino in campo, quindi ha cambiato tutto il quartetto Bellarte dopo 4 minuti e 40 secondi. Coco, altra palla in mezzo per Jesulito. Adesso bisognerà vedere anche come sono le condizioni di Luciano Avellino, che non gioca da un po', ma dal punto di vista medico è pienamente recuperato già dalla scorsa settimana. Bellarte gli ha dato un'altra settimana in più per smaltire totalmente i postumi di un problema sul collo del piede molto fastidioso, gli impediva anche di calciare. Ora è tutto a posto per l'argentino. Argentino cercato in questo mercato dal Cartagena, la formazione della Liga Spagnola, ma che resterà all'Acqua e Sapone Unigros. Coco, Avellino. Calderolli contro Gagliani, è entrato il numero 5 che ferma con tutte le energie che ha Calderolli. Qui la palla verticale per Dall'Onder, Mammarella fuori in spaccata fino al dischetto del tiro libero contro il numero 12 Gagliani. Dall'Onder, spalle alla porta, difende il pallone, prova a servire indietro André, finisce per dare la palla a Coco Wellington che fa da solo col sinistro. Mazzocchetti para, ma intanto è andato a terra Jesulito. Fallo cumulativo, quindi è il secondo fallo della Color Max dopo 5 minuti e 47 secondi. È uscito anche Coco Wellington adesso ed è rientrato Le.
Le rotazioni, Antonio, se non andiamo errato, diciamo nella Color Max finora sono entrati 7 giocatori, nell'Acqua e Sapone 8, ma c'è ancora Uenu che non è entrato, potrebbe sfruttare un nono giocatore anche. Sì, ha cambiato, l'Acqua e Sapone ha cambiato proprio il quintetto, il quartetto iniziale, mettendo adesso una squadra molto più rapida e che ama molto più il palleggio. Ancora però c'è grande qualità nel palleggio, ma è ancora molto lento da parte dell'Acqua e Sapone, mentre dalla parte del Civitella è stato cambiato l'intero anche loro quintetto, e ha tenuto più a lungo Coco in campo, però ecco, è rientrato del quintetto iniziale il Le. E c'è ancora Parra che non ha fatto il suo ingresso in campo, quindi c'è ancora. Qui c'è un altro fallo per Le, che stavolta si becca anche il giallo dopo 6 minuti e 12 secondi, ammonito Le. Primo ammonito quindi della partita dopo 6 minuti e 12 secondi, ed è anche il terzo fallo della Color Max. Tra poco andremo a vedere anche i risultati dagli altri campi. Qui Avellino col destro ci mette un piedone Dudu Morgado. Esulito Coco, Avellino, palla di ritorno per Coco. Esulito torna indietro per Coco Wellington che cerca Calderolli, non lo trova. Continua ad arrivare gente al Pala Rigopiano e siamo ovviamente molto contenti del grande interesse suscitato da questo inedito derby abruzzese della Serie A, perché questo Acqua e Sapone Color Max Pescara è il seguito di Acqua e Sapone Color Max Civitella, e ha cambiato denominazione, quindi questa va considerata una nuova squadra nel campionato nazionale, quindi è un derby che si gioca per la prima volta in Serie A. Marella Chesulito, la suolata per Cocco che cambia il campo per Calderolli, poi Avellino di prima, Calderolli fa un cenno di intesa, non è partito in tempo. Ieri si sono giocate già diverse partite qui. André che non arriva, Signor Prestito Lido di Ostia 4-4, Sandro Abate Avellino Real Rieti 2-2, Latina Genova 3-4, Pesaro Eboli 5-1. Ora si stanno giocando Aniene Mantova 1-3 e Dosson Meta Catania 0-0, oltre a questa Pononi Cross Color Max. Alle 19, quindi tra un quarto d'ora, scatterà anche Petrarca Arzignano, il derby veneto. Coco, Calderolli insiste con questo quartetto, Antonio Bellarte, no? Da qualche minuto. Sì, credo che adesso ritornerà al giro del quintetto, perché comunque sono quasi 4 minuti che sono dentro, quindi cambierà. La partita ancora non è decollata, anche se in questo momento lei commette un altro fallo molto, molto grave, perché 12 minuti ancora da giocare, sono 4 i falli e lo commette lui già che è ammonito, quindi deve stare molto attento. Sì, incredibile che 3 falli e un cartellino giallo commessi proprio da Le, che adesso comincia anche a rischiare qualcosa. Qui Avellino è in scivolata, chiede l'angolo, ha ragione lui, secondo testa di Barletta. Va a battere Coco Wellington. Finora una partita comunque estremamente corretta ed estremamente godibile.
Coco in mezzo, spunta Calderolli col petto. L'arbitro che forse aveva erroneamente assegnato una rimessa, ha segnato la rimessa all'Acquesto Peroni Grosso, e protestavano i giocatori della Colormax dicendo che aveva toccato Calderolli. Probabilmente non è stato così, perché Pezzuto fa battere i nerazzurri. Ricomincia allora Avellino. Calderolli sulla banda destra, salta netto Misael, poi si va a scontrare con Dall'Onder, è lui che si trascina la palla sul fondo. Mazzocchetti può ripartire. 8 minuti e 20 secondi sono trascorsi di questo primo tempo, 0-0 a Pala Rigopiano. Coco profondo per Jesulito, fatica a controllare questo pallone. Jesulito va a battere Le. Morgado, Misael giocano centralmente. Dall'Onder con la sua mole impressionante difende il pallone. Ancora Morgado sulla banda sinistra, fa girare un gran destro Dudu Morgado, ma Marella allarga una mano. Rimessa laterale in zona d'attacco per la Colormax, la batterà Misael col numero 10, all'indietro per Coco Smith, tornato in campo Ghi. Qui gran giocata di Misael su Coco, tutta mancina, si libera, poi Coco e Jesulito in due vanno a recuperare, a fermare il talento della Colormax, arrivato dalla Lazio proprio un anno fa. Coco la mette nella terra di nessuno. Antonio, raccontaci qualcosa di Misael. E Misael l'anno scorso, nel primo anno con il Civitella, quello che adesso è il Pescara, aveva già dimostrato lì le sue grandi qualità. Un giocatore tecnicamente forte, ma ha dimostrato già l'anno scorso di essere pronto tranquillamente per la categoria. È un mancino puro, atleticamente molto, molto forte e tecnicamente molto forte. Una cosa sulla partita: levando Coca adesso nelle 4 scelti da Massimiliano, Bellarte è un po' le due rotazioni del quartetto iniziale con il secondo. Forse sarebbe anche il caso di trovare soluzioni diverse, magari anche di provare a schierare il pivot con qualche giocatore un po' più rapido, per trovare soluzioni diverse in questo momento. Vedremo nel corso della partita come Bellarte cercherà di cambiare le carte in tavola per spiazzare la Colormax. È entrato Ferraioli con il numero 21, un altro dei giocatori a disposizione di Palusci. Tra l'altro una bellissima sorpresa finora. Intanto nell'Acquestapone rientra Dudu. Ferraioli acquistato dall'Atletico San Buceto, che aveva vinto il campionato di C1, poi non è ripartito nel campionato di Serie B, purtroppo per il movimento del futsal abruzzese e anche nazionale. E Ferraioli si è guadagnato addirittura una bellissima chance in Serie A, giocatore di Teramo se non sbaglio, che ogni giorno viene a Pescara per allenarsi quotidianamente, per sfruttare questa grande chance. Una bella storia del futsal italiano. Ferraioli della Colormax Pescara. Qui Ghi deve tornare indietro da Nicolodi. Nicolodi prova a saltare Misael, che non lo molla, e si guadagna anche una rimessa a favore dei gialli della Colormax Pescara. Ancora Misael per André Ferreira. Murillo lo va a tamponare. Siamo entrati nella seconda parte del primo tempo, 9 minuti e 16 alla sirena. E Palusci gioca a sorpresa, davvero a sorpresa, la carta del portiere di movimento, Dall'Onder, numero 12 in maglia blu, portiere di movimento. Bellarte fa entrare Calderolli. Vedremo questo rischio, anche questa mossa coraggiosa di Palusci, come cambierà o inciderà sulla partita. Dall'Onder, lo vedete qui,
vertice del campo in fondo sulla destra. Superiorità della Colormax, quindi 5 contro 4, 9 minuti all'intervallo. Possesso per la squadra di Palusci adesso. Si chiude qui il quadrato dei giocatori di Bellarti davanti a Mammarella. Possesso di Dudu. Tiene il pallone un po' fermo, no? Un portiere di movimento un po' difensivo quasi, diciamo, non un portiere di movimento offensivo. Intanto c'è però Dall'Onder che aspetta magari per mettere l'ultimo passaggio. Mister. È stata una scelta probabilmente tattica per far respirare un pochino la squadra e per abbassare i ritmi, anche per il numero di falli che aveva, però in questo momento ha cercato una soluzione di chiusura, ma non senza riuscirci. Al contrario. 5 contro 4. Cioè, ed è quasi finito. Torniamo in diretta, 8 minuti e qualche secondo alla fine di questo primo tempo. 0-0 tra Acquasapone Unigross e Colormax Pescara qui al Pala Rigopiano, 13ª giornata di Serie A, derby abruzzese del massimo campionato di futsal. Nel frattempo è variato un punteggio a Dosson de Casier, la Came vince 2-0 sul Meta Catania. Attenti a questo rinvio che finisce sugli spalti. C'è una gran parata di un dirigente della Colormax che evita qualche danno. Ovviamente Palusci ha fatto rientrare Mazzocchetti tra i pali, l'esperimento del portiere di movimento ha fatto guadagnare una manciata di secondi ai suoi. Qui Nicolodi rischia grosso sul pressing di André Ferreira. Murillo, secondo palo per Calderolli, palla deviata in angolo in palo laterale, scusate, da Misael. Ancora Dudu contro Coco. Coco si porta il pallone fuori, rimessa. Antonio, la cosa da notare è che la Colormax Pescara comunque sembra una squadra che grazie a questi risultati arrivati ultimamente è diventata a pieno titolo una squadra di categoria, non sembra soffrire minimamente il divario anche con le grandi. Sì, ha superato il momento iniziale di grande difficoltà, probabilmente doveva quadrare qualcosa Palusci, ci è riuscito bene, ha trovato gli equilibri, adesso è una squadra che probabilmente ha capito meglio la propria dimensione. È una squadra che inizialmente aveva iniziato con una difesa altissima, pressione per tutta la partita, ma non aveva il roster, non dico qualitativo ma quantitativo che gli avrebbe permesso di continuare un campionato in questo modo. Ha trovato equilibrio, in questo momento si vede perché sta facendo delle buonissime prestazioni. E intanto c'è il primo fallo dell'Acquasapone con Nicolodi che è andato a pressare André Ferreira. 4-1 ai falli, è pronto di nuovo il cambio di Palusci dall'Onder, portiere di movimento. Ma in questo momento c'è il pressing dell'Acquasapone, il cambio non può essere effettuato.
Le va centrale per Santa Croce, che tra l'altro è un ex della partita perché è passato per le giovanili dell'Acquessa Bononi Gross, una stagione con l'Under 19 di Luca De Eugenio per il numero 99 di Prato La Peligna del Color Max Pescara, che sta continuando a macinare minuti in questa Serie A dopo la bella stagione in Serie B l'anno scorso con il Città di Chieti. Mazzocchetti lungo proprio per Santa Croce, non ci può arrivare. 6 minuti e 13 all'intervallo. Antonio, mi sembra che Parra non sia entrato, quindi probabilmente deve avere qualche problema. Invece sono entrati Ferraioli e Santa Croce, due giocatori italiani e abruzzesi che danno la giusta importanza a questo derby. Giovani, quindi è importante, fanno, per loro è tutta esperienza, ma non tanto la gara quanto veramente stare a contatto con giocatori come Dudu Morgado, come Coco Smith, come André Ferreira, aumentano la crescita. Quello che in questo momento è la costante dell'Acquessapone è questo continuo cercare di voler entrare nelle linee dei 10 metri del Pescara, mettendo molto a rischio quello che è il palleggio. Anche qui Calderolli ha cercato di sfondare quasi fino all'area di rigore, non gli è andata bene ma ha guadagnato una rimessa. Intanto è tornato in campo Jesulito, qui Ghi che cerca di fare di nuovo il suo numero sulla destra, palla in diagonale, aveva mirato all'incrocio dei pali opposto Ghi. Giocata simile a quella che gli aveva fatto segnare un gol pazzesco contro il Meta Catania solo una settimana fa. Qui Le contro Jesulito, guadagnano un'altra rimessa i ragazzi di Palusci e torna Dall'Onder, portiere di movimento, di nuovo il 5 contro 4 della Colormax. Eccolo Dall'Onder sotto la nostra postazione con la maglia blu numero 12. 5 minuti alla fine del primo tempo. Ora è Le che amministra il pallone insieme a Coco Wellington, arretra nella propria metà campo. Dudu che sbaglia, qui Dall'Onder che allontana il pallone per non far rimettere la palla all'Acquessapone e si prende un sacrosanto cartellino. Mestiere di Dall'Onder. Secondo ammonito della partita dopo Le, Dall'Onder, entrambi della Colormax Pescara, quando mancano 4 minuti e 28 secondi all'intervallo. Qui Avellino, il destro al volo, André Ferreira con la schiena. Dell'Arte sta cercando di trovare un quartetto ideale fondamentalmente. Adesso vediamo proprio la scelta fatta, cambiando a 4 minuti dalla fine e cercando di mettere giocatori diversi. Qui c'è André Ferreira che è entrato duro su Coco che va a protestare, va fatto ripartire bene con 2 contro 1 da Colormax, poi il diagonale rasoterra trova la parata di Mammarella. Coco però si fa ammonire per proteste. Coco Wellington, naturalmente stiamo parlando di un giocatore dell'Acquessapone Unigross dopo 16 minuti del primo tempo, primo ammonito anche per l'Acquessapone. Mammarella per Avellino, cambia con Jesulito e poi con Coco, pressing della Colormax,
Sulito adesso guadagna campo, va a cercare in verticale Avellino. Coco che prova a fare tutto da solo centralmente. Il tiro viene ribattuto da Chesulito, angolo per la Color Max, 3 minuti e 33 all'intervallo. 0-0 al Pala Rigopiano. Qui Coco mette un bel pallone in mezzo, deve uscire Mammarella su André Ferreira per salvare tutto. Di nuovo possesso della Color Max. Torna in campo Ghi a cercare qualche fiammata delle sue, di quelle imprevedibili. Sulito, Coco, ecco proprio Ghi contro Morgado, suolata per Coco. Arriva Coco Smith a metterla fuori. Ora la rimessa laterale in attacco per l'Acqua e Sapone, 3 minuti e 06 alla pausa. La palla di Coco Wellington è lunga per Ghi, va sul fondo, riparte Mazzocchetti per la Color Max Pescara, poi le dall'Onder che ora torna in maglia giallo-fluo tra i giocatori di movimento. Ghi commette un fallo su Morgado, un'entrata veemente del numero 11. I giocatori della Color Max hanno battuto, ma il gioco è fermo. È il secondo fallo dell'Acqua e Sapone Unigross, 2 minuti e 48 alla fine del primo tempo, 4-2 situazione falli, 4 Color Max, 2 Acqua e Sapone. Torna in campo col numero 10 Misael Gonçalves, 13 gol finora in queste 13 giornate di campionato. Morgado per Dall'Onder che si gira, fa da sponda proprio a Morgado, la palla è ribattuta, Chesulito scappa sulla destra, palla sul secondo palo per Ghi, troppo corta, Mazzocchetti ci arriva facendo un passo. Una bella giocata di lei, fa ripartire la Color Max. Misael calcia col destro, non è il suo piede e si vede. Mammarella ribatte, ma la Color Max continua a premere. 2 minuti e 20 alla fine del primo tempo, finale di tempo molto positivo per la squadra di Saverio Palusci. Ancora lei che amministra per Dall'Onder, ricomincia poi Dall'Onder, Ghi commette un altro fallo. È il terzo dell'Acqua e Sapone. Mancano 2 minuti e 08 alla fine del primo tempo. Qui Misael, manca il primo aggancio e allora ci arriva Chesulito che si prende il pallone. Coco Wellington, Calderolli, gran palla per Avellino, controllo col destro, poi palla a rimorchio per Chesulito, palo clamoroso dell'Acqua e Sapone Unigross. 18 minuti e 11 secondi, applausi a scena aperta per questa giocata collettiva della squadra di Bellarte, palo di Chesulito. Poi c'è il cambio fallo di Le che fa passare i secondi. Ricomincia il possesso della squadra di Bellarte. Coco Wellington, 1 minuto e 30 alla pausa. Di Coco guadagna un'altra rimessa nella metà campo avversaria. Batte centralmente per Calderolli che prova a sfondare, ci arriva con la punta del piede. Bravo Mazzocchetti ad uscire e chiudergli la visuale della porta. Ancora possesso dell'Acqua e Sapone, Chesulito sbaglia tutto, fa ripartire la Color Max dall'Onder, serve Misael che ci va questa volta col sinistro e si vede perché è tutta un'altra storia, ma trova l'esterno della rete. Il numero 10 della Color Max sta per scattare l'ultimo minuto del primo tempo. Murillo, il tunnel su dall'Onder, poi la palla si allunga, va a pressare anche Mazzocchetti che però la fa sua e riparte da lei. Ecco
l'ultimo minuto del primo tempo. Dall'Onder Calderolli, dall'Onder gli scappa, Mammarella deve ribattere. Qui gran giocata di Calderolli. Chesulito, ancora duelli a tutto campo, va giù di nuovo Calderolli. Chiede urgentemente un time out Palusci a 47 secondi dalla pausa, perché qui nell'ultimo minuto Antonio ha rischiato qualcosa di troppo la Color Max. Sì, si è accesa proprio negli ultimi 90 secondi la partita. Probabilmente sono in campo due filosofie diverse della difesa, e in questo momento, se i giocatori di Palusci del Pescara sono stanchi e non reggono più l'1 contro 1, e si è visto l'acqua Sapone è diventata più pericolosa, quindi ha fatto benissimo, anche se a soli 47 secondi, a richiamare la propria squadra, anche magari oltre a qualche indicazione tattica, anche per portare a termine un primo tempo veramente ben giocato da parte del Pescara. Un time out strategico che ha spezzato un po' il forcing dell'Acqua Sapone, ha fatto riprendere fiato ai suoi. Palusci se l'era tenuto in tasca probabilmente proprio fino alla fine del tempo per una situazione del genere, l'ha sfruttato nel momento migliore, perché veramente la pressione dell'Acqua Sapone stava diventando difficile da sostenere adesso per la Color Max, che ora però ha il possesso della palla con le lancio nel nulla di Coco Smith. 44 secondi alla fine del primo tempo, ricomincia la manovra dell'Acqua Sapone, esce Ghi e adesso è Bellarte a chiudere il tempo con Avellino, portiere di movimento. Calderolli, serve proprio Avellino con la maglia. Amaranto, che oggi fa il suo esordio per la prima volta in stagione, la indossano i portieri Mammarella e Mambella, e ora Avellino. 5 contro 4 Acqua Sapone, 30 secondi alla fine, gran partita finora nonostante lo 0-0. Finale da vedere col fiato sospeso. Calderolli prova a metterla in mezzo, guadagna una rimessa in attacco, ancora insiste col portiere di movimento Massimiliano Bellarte. 15 secondi. Avellino all'indietro per Coco, il sinistro di Coco tocca la palla a Murillo. Coco Smith salva tutto, era un rigore in movimento. Si è fatto male Mazzocchetti sulla parata precedente. Cinque secondi alla pausa e mamma mia che finale di primo tempo. Gli ultimi 3-4 minuti tra il portiere di movimento di Palusci e quello di Bellarte davvero pazzeschi. Coco prepara il tiro a Murillo, tiro che si spegne sul fondo, non può cambiare il portiere. Morgado cerca la porta, la cerca male. Sirena, pausa, fine primo tempo, 0-0 a Palarico Piano. Torniamo in diretta dal Palarigopiano di Pescara, secondo tempo del derby d'Abruzzo della Serie A. Acqua Sapone Unigross, Color Max Pescara 0-0. Partita iniziata da 20 secondi, attenti al sinistro di Chesulito alto. Mister Ricci, cosa ci dobbiamo aspettare nel secondo tempo? Beh, già con le scelte del quintetto anche Bellarte ha fatto una scelta con 3 giocatori rapidi e un pivot, quindi probabilmente ha cambiato qualcosa dentro gli spogliatoi, mentre dalla parte del Pescara c'è stato soltanto dal quintetto iniziale un cambio, che André Ferreira
al posto di Coco e quindi diciamo più o meno è la stessa cosa. Dico che se il Pescara continua a mantenere bene questi ritmi che comunque sono stati abbastanza alti della gara, anche se con poche occasioni, sinceramente credo che non sarà facile per l'Acqua e Sapone sfondare la difesa del Pescara. E sicuramente è una bella, tosta e molto volenterosa Color Max Pescara fino al momento di leggero sbandamento del finale, in cui Palusci poi ha stoppato la pressione dei nerazzurri con un time out intelligente. La questione è tutta qui, sul concetto espresso da Mister Ricci. Questa partita si deciderà anche sulla tenuta delle due squadre, perché i ritmi sono stati alti, il livello agonistico e di concentrazione è molto alto e il secondo tempo è appena iniziato, sarà lunghissimo per entrambe le squadre. Chi mantiene fino alla fine può vincere questo derby. Qui Murillo, Ghi perde un pallone, Misael si porta la palla a spasso fino a fuori la linea, alle volte cede Misael. Ce l'aveva sul piede sbagliato, quindi non era facile per lui andare a calciare. Ovviamente c'è un Misael con il sinistro e c'è un Misael con il destro, mister, no? Col sinistro è in assoluto uno dei migliori talenti del campionato, col destro un po' meno, ma resta un bellissimo giocatore. Qui Ghi! Che gol! Il Toro, ancora lui! Ha segnato Ghi! Acqua e Sapone in vantaggio 1-0 dopo 1 minuto e 48. Fino a questo momento Morgado aveva retto benissimo una marcatura difficile, perché è naturalmente fuori ruolo, ci mette tutta l'esperienza giocando d'anticipo. Per la prima volta che Ghi è riuscito a difendere la palla si è vista tutta la differenza fisica, insomma. E quindi l'Acqua e Sapone l'ha sbloccata dopo 1 minuto e 48 con il suo pivot Ghi, che segna il 12° gol in questo campionato. Si avvicina proprio al collega della Color Max Misael, che ora ci prova col sinistro, palla in mezzo, e Ghi anche in fase difensiva, mamma mia, sale in cattedra di nuovo il pivot col numero 11 di Massimiliano Bellarte, che ha sbloccato anche questa partita. Come una settimana fa sullo 0-0 ci pensa Ghi, una gran girata sul destro. Un fulmine quello di Ghi. Quindi si rompe l'equilibrio al Palarigo Piano, 17 minuti e 26 alla fine. Mister Ricci, che cosa cambia con il vantaggio dell'Acqua e Sapone Unigross? Credo in questo momento Palusci deve essere bravo a trasmettere alla propria squadra comunque di mantenere forte gli equilibri e di non romperli proprio adesso, perché l'ha dimostrato il primo tempo che la forza è stata proprio l'equilibrio in campo, l'applicazione nella fase difensiva. Calderolli sfonda a sorpresa, indecisione della Color Max, Fabrizio Calderolli, il raddoppio dell'Acqua e Sapone. Senza pietà la squadra di Bellarte, 2 minuti e 42 secondi. Raddoppio. Antonio, adesso ti rifaccio la stessa domanda: che partita succede? Comincia adesso col 2-0. A 17 della fine vale quello che dicevo prima, allo stesso modo. È un risultato che il calcio a 5 ci insegna,
che 2-0 non è un risultato, 2 gol di differenza non è un risultato definitivo. Ottima la scelta di Bellarte, l'ha ripagato avendo un quintetto in campo con un pivot esplosivo come Ghi e 3 giocatori di forte movimento. E forse un pochino quello che devo un pochino dire che ho visto spesso fare al Pescara è proprio l'approccio al secondo tempo sempre un po' più particolare. Sì, ovviamente soprattutto in occasione del secondo gol, se il primo è un'invenzione di Ghi, difficile anche da prevedere, il secondo probabilmente è un colpo che arriva proprio per un'indecisione di leggerezza difensiva. Sì, c'è un errore individuale da parte di Parra nella propria marcatura individuale, che nel gioco di Palusci è fondamentale e che ha portato a calciare l'avversario in maniera a palla completamente scoperta e Mazzocchetti non poteva fare niente. E Ghi, che è scatenato, chiede il cambio perché sta giocando a ritmi forsennati come suo solito, giocatore che quando entra nella transagonistica poi è inarrestabile. Attenti a Parra col numero 14, proprio lui aveva favorito il 2-0 di Calderolli e ora perde palla in attacco. Ghi se ne va da solo, calcia in porta, Morgado devia, angolo per l'Acqua e Sapone. 15 minuti e 59 alla fine della partita dentro Dudu. Calderolli, la palla che rimbalza sul secondo palo, c'è Parra, c'era Coco Wellington che sbucava alle spalle. Coco, Avellino centralmente per Dudu, non molla Dudu, la ribattuta per poco non sorprende Mazzocchetti. Misael, Coco, l'1-2, qui Nicolodi, va giù Misael, calcio di punizione e ci sarà anche un cartellino giallo per Douglas Nicolodi. Eccolo qua, ammonito Nicolodi, il secondo ammonito anche dell'Acqua e Sapone Unigros. Quattro minuti e 22 secondi, ammonito Nicolodi. Punizione che andrà a battere Misael col sinistro, ma Misael cerca Le nel cuore dell'area. Le marcato benissimo dai giocatori dell'Acqua e Sapone Unigros. Ancora un angolo, lo batterà di nuovo Misael. Interviene Coco Wellington ovviamente, quindi palla in angolo. Di nuovo replay, batte Misael, palla in mezzo, Coco Smith, poi Nicolodi libera il campo, fa ripiazzare i suoi, Mazzocchetti fa ripartire invece la Color Max dalla propria metà campo. Qui un tacco di Misael senza grandi pretese. Torna in campo Dall'Onder, all'indietro per Mazzocchetti. Coco Smith lungo per Dall'Onder, 15 minuti all'intervallo. Ancora possesso dell'Acqua e Sapone, Coco Wellington da ultimo, cerca e trova Dudu. Scambio, fraseggio anche con Nicolodi che sulla banda destra cerca Coco. C'è anche Avellino, ora c'è un quartetto, un po' di manovra. Dudu, ancora possesso dell'Acqua e Sapone. Avellino che la passa vicino a lui, a Nicolodi, ma Nicolodi non si era accorto di questo passaggio.
Ancora possesso dell'Acqua e Sapone, 14 minuti e 20 alla fine di questa partita, lunghissima, è lunghissima ancora, come ci insegna questo sport. Tutto da decidere al Pala Rigopiano. L'Acqua e Sapone Unicross ha messo 2 piedi avanti, non uno. Un 2-0 che adesso costringe Palusci probabilmente al time out. Ma la palla è possesso dell'Acqua e Sapone, quindi Palusci non può avere il time out, deve aspettare. 14 minuti alla fine. Mister, dici. Ma non è colpa sua. Palusci avrebbe aspettato il suo turno per il time out. Devo fare un apprezzamento particolare per Coco Wellington, è veramente una marcia in più nei confronti di tutti. Ha veramente dato quell'accelerata che necessitava all'Acqua e Sapone, ha fatto uno step di altissimo livello. Torniamo in diretta, 13 minuti e 40 alla fine del derby d'Abruzzo della Serie A. Acqua e Sapone Unicross Color Max Pescara 2-0 per la squadra che oggi diciamo gioca in casa, anche se questo è il campo di entrambe, lo abbiamo già detto, lo ricordiamo per i non abruzzesi che seguono la partita. Oggi gioca in casa l'Acqua e Sapone Unicross che vince 2-0. Calderolli ruba palla dall'Onder, in mezzo per Coco, suolata intelligente per Avellino che arriva, scarica un destro tutta forza e poca mira, palla fuori, parquet bagnato, deve entrare lo spazzolone. Ecco il nostro Angelo Colantoni ad asciugare. Tanto c'è un cambio, fuori Parra, dentro André Ferreira nella Color Max. Di nuovo in diretta dall'Onder contro Avellino, va giù Avellino, dall'Onder riesce a servire André, ma di nuovo un possesso della Color Max con il grande ex della partita Coco Smith, capitano della squadra pescarese. Ricomincia l'Acqua e Sapone Unicross con Jesulito in posizione da ultimo. Coco Smith, palla sul lato opposto da sinistra a destra per André. Raccoglie Mammarella, oggi in maglia, vedete, granata, stile Torino. È la quarta maglia dell'Acqua e Sapone Unicross che fa l'esordio oggi dopo 13 giornate di campionato.
Nicolodi in mezzo a due, ruba palla alla Color Max, Galliani col numero 5, può servire Andrea, la posizione defilatissima, Mammarella da terra, ancora Galliani, ragazzo anche lui abruzzese, rientrato questa stagione dopo un grave infortunio subito un anno fa. Esulito è tornato in campo Capitan Murillo, Esulito tiene questa palla tra i piedi, serve proprio a Murillo che prende la mira col sinistro, deve andare giù dall'onder per deviare il tiro del capitano. 11 minuti e 24 alla fine del derby d'Abruzzo della Serie A. Andiamo anche a fare un giro sugli altri campi. La Camedosson sta travolgendo la Meta Catania 5-1. Momento straordinario per la squadra di Silvio Rocha, mentre il Mantova continua a essere in vantaggio sulla Cyber Tellagnene, ma 4-5, partita apertissima, però iniziata alle 18, quindi già avviata verso la conclusione. Petrarca Padova Arzignano 1-3, però iniziata alle 19. Mister, dici qualcosa sui risultati? Devo dire qualcosa sul Catania. Nei tanti anni che ho allenato ho sempre odiato il mercato di dicembre, che spesso fa più danni che dare vantaggi, e il Catania secondo me in questo momento ha fatto un paio di uscite, una nuova entrata, è sempre difficile poi ritrovare l'equilibrio. Ha mandato via 2 giocatori di grosso calibro come Bordignon e Rubio, prendendo un altrettanto giocatore bravo come Battistoni, però diciamo che era un Catania che funzionava molto, molto bene anche senza questi cambi. È assolutamente d'accordo con le parole di mister Ricci. Qui palla di Coco per Ferreira, di nuovo troppo lunga. Tra l'altro il nostro ex Andrei Bordignon, arrivato all'Acqua e Sapone proprio nella gestione di Antonio Ricci, è passato al Futsal Coba in Serie A2. Ha esordito proprio oggi, vincendo ad Ortona. Calderolli non ci arriva, anzi no, ce la fa, incredibile quello che fa Fabrizio Calderolli, poi va a servire Murillo, ricomincia e va a calciare. Scatenato oggi Fabrizio Calderolli, grande partita. Ora va a battere lui l'angolo. È tornato in campo Ghi, Gesulito, pressato da Dall'Onder, guadagna la rimessa. Lo spagnolo Ghi che prova a girarsi, la palla che carambola poi tra le mani di Mazzocchetti. Ghi, di nuovo duello tutto fisico con Morgado, che in questo momento ovviamente alla lunga sta vincendo, il numero 11 dell'Acqua e Sapone Unigros. Mister, è un problema tattico, nel senso la palla è scoperta e quindi Morgado non si può permettere di marcare in anticipo Ghi, e quindi quel duello in questo modo fisico lo perderà sempre. Quindi credo che questo è arrivato il momento di avere maggiore pressione sulla palla da parte del Pescara quando c'è Ghi in campo, perché altrimenti è impari quel duello in questo modo, e tutta l'esperienza e la bravura di Dudu non può sopperire alla differenza fisica. Intanto c'è un tentativo di André Ferreira, un destro svirgolato, Mammarella con le mani, lungo per Ghi che inventa una giocata pazzesca! Il bomber Ghi 3-0, segna ancora e sono 13 in Serie A, 10 minuti e 0-3, segna sempre lui, il Toro.
ha segnato ancora una volta con il numero 11 Ghi, e ora Palusci deve giocare subito col portiere di movimento. Fuori Mazzocchetti. Sul 3-0, partita che si è ovviamente complicata perché siamo nell'ultimo quarto di gara per la Color Max. Qui Murillo che la chiude forse con largo anticipo nella porta vuota. Il capitano capisce tutto e sono 4 per l'Acqua e Sapononi Cross. Fatto molto male mister questo portiere di movimento della Color Max. È proprio questo quello che non doveva perdere in questo momento il Pescara, quell'equilibrio sia tattico che mentale. Non c'è stato assolutamente un tentativo di giro palla, ma al secondo passaggio si è cercata la conclusione, quindi la difesa dell'Acqua e Sapone era schierata correttamente, quindi poi c'è la bravura del gesto tecnico da parte di Murillo che a 35 metri la mette dentro. Eh sì, diciamo che forse è stato proprio mister Palusci ad avere un momento di frenesia per cercare di rientrare immediatamente nel punteggio, mettendo Coco Smith portiere di movimento e togliendo Mazzocchetti, ma c'è stata poca pazienza dei suoi giocatori. Murillo non aspettava altro che questo, probabilmente ha sfruttato immediatamente l'indecisione dell'avversario. Cost to cost col sinistro, lunga palombella, qui dall'onder colpisce un palo interno, la palla torna in campo, ancora rimessa in attacco per la Color Max. Qui un bel giro palla, saltato una linea di passaggio, saltando Dudu, saltando la linea di Misel, è arrivata a dell'onder che ovviamente aveva campo libero per calciare. Quello che doveva essere fatto nella prima azione è arrivato dopo il 4-0, quindi a partita ora un po' compromessa, ma 8 minuti sono sempre tanti. L'Acqua e Sapone non deve, qui Mammarella fa una gran cosa su Coco Smith, l'Acqua e Sapone non deve ora perdere la tranquillità e neanche la voglia di vincere questa partita, perché adesso con il portiere di movimento a ripetizione ci saranno le occasioni probabilmente anche per davvero per chiuderla. Qui Coco Wellington disturbato da Misel, non c'è il portiere, Coco Smith, c'è Avellino con la porta scoperta. Che fa Morgado qui? Quanta esperienza di Morgado, salva la Color Max e la tiene viva a 7 minuti e 40 dalla fine. Avellino doveva solo spingerla in porta, non c'era Mazzocchetti. Morgado capisce tutto, segue l'andamento del pallone di Avellino e va a salvare. Qui Ferreira, Mammarella con le mani, quando serve c'è sempre Stefano Mammarella. Ora l'arbitro chiede di asciugare il parquet. E ancora una rimessa, al momento ovviamente di sofferenza dell'Acqua e Sapononi Cross, perché è il momento decisivo della partita per la Color Max. Antonio. Sì, diciamo che in questo momento anche per il Pescara è importante, un gol potrebbe riaprire e giocare magari cercando soluzioni meno rapide, che in questo momento invece deve accelerare e credo che l'Acqua e Sapone deve arrivare proprio a far forzare il Pescara, quindi facendo una difesa più pulita possibile, senza cercare grossi intercetti o anticipi. Dudu con calma con Avellino, scambiano i due, Avellino forse ce la fa, Luciano Avellino festeggia il compleanno segnando il quinto gol. Luciano Avellino questa volta probabilmente l'ha chiusa davvero. 12:49 del secondo tempo, ritorno con il gol in campo per Luciano Avellino, grande festa, 5-0.
il pokerissimo calato da Avellino adesso ha fatto scendere un po' lo sconforto nella panchina della Color Max, che però insiste cambiando il portiere di movimento e inserendo Le con la maglia numero 13. Quindi la squadra di Palusci che con grande volontà, con grande e ammirevole, diciamo, abnegazione continua a cercare di rientrare in partita o almeno accorciare questo svantaggio che ora è diventato abissale a 6 minuti dalla fine. Mister, cosa può succedere adesso cambiando il portiere di movimento? Io volevo fare un'altra considerazione. Io mi ricordo che Coco fece le fortune del portiere di movimento dell'Acqua e Sapone nei tempi del primo Bellarte, e mi fa strano, insomma, non vederlo in campo in questo quintetto, con tutto il rispetto di chi c'è in campo, ma credo che ce n'è bisogno. E ci fai tornare, mister, subito in mente una gara 5. Qui c'è un brutto fallo di André Ferreira che viene ammonito, primo fallo della Color Max in questo secondo tempo. Ammonito André Ferreira nella Color Max, 2-1 la situazione falli. È entrato nella partita anche il giovane Scarinci, che però con il portiere di movimento deve subito lasciare il campo all'esperienza di Coco Smith. Di nuovo lei come portiere di movimento. Dicevamo, Antonio, di un Coco Smith portiere di movimento in una gara 5 contro la Luparense, finale scudetto 2014, da 3-0 a 3-3 con tripletta di Cuzzolino, un momento veramente incredibile del futsal italiano che tutti ricorderete. Poi vinse la Luparense di Colini alla lunga 5-3, ma fu una partita pazzesca. Qui di nuovo Misael duro su Nicolodi, gli arbitri lasciano correre. Mister, Quella finale, se rimprovero Bellarte in questo momento, se avesse deciso di mantenere il portiere in movimento sul tre pari, probabilmente sarebbe stato il primo scudetto dell'Acqua e Sapone. sicuramente adesso a distanza smaltite le delusioni, fu una partita memorabile, una partita pazzesca con 2500 spettatori. E in un palazzetto come il Palaroma, che meriterebbe ancora adesso questo spettacolo. 4 minuti e 42 alla fine, 5-0 per l'Acqua e Sapone Unigross. Color Max Pescara che col portiere di movimento prova a rientrare. Volevo darvi un aggiornamento: da qualche minuto è finita la partita di Aniene di Roma, Cybertel Aniene 4, Caos Mantova 6, il Caos Mantova che irrompe in zona playoff in questo momento, tirando fuori il signor Prestito CMB che non vince da 5 gare ed è fermo a 18 punti, staccato di 4 lunghezze dall'ottava, quindi a rischio la partecipazione alla Final 8 di una squadra che qualche settimana fa era prima in classifica, ma è sempre una neopromossa che sta facendo meraviglie in questo inizio, nella sua prima esperienza nella massima serie, quindi sicuramente nelle prossime 2 giornate che chiuderanno il girone d'andata potrà ancora provare a giocarsi le sue chance. 4 minuti e 20, Acqua e Sapone che continua a difendere il 5 contro 4 della Color Max. Morgado, Coco manda in fallo laterale, dovrà ribattere dall'Onder, e Bellarte che non ha ancora fatto entrare, nonostante il 5-0, né Uenu né Rocha, no mister? Probabilmente vuole, dopo la partita dello scorso turno, 0 gol, credo, ma lo vedo anche nell'impegno, una partita che ormai, diciamo, forse nel risultato è quasi decisa, ma è importante anche questo delle volte per gli spogliatoi, non prendere gol per 2 gare di seguito sarebbe qualcosa di importante.
assolutamente, per una squadra che nel rodaggio iniziale aveva avuto proprio questa pecca, ovvero quella dei troppi gol subiti. Qui ancora Coco Smith che libera il campo, fa tornare tra i pali Mazzocchetti, torna in campo anche Scarinci al posto di Dall'Onder e Ferraioli al posto di Misael. Calderolli, Morgado che ruba palla, poi però c'è ancora Murillo, Coco Wellington delizioso qui per Nicolodi, all'indietro ancora per Murillo, Calderolli sulla sinistra, temporeggia, viene di nuovo verso il centro a giocare con Coco Wellington e Nicolodi. Fa molto possesso adesso l'Acquessa Poloni Gross, vuole far scorrere velocemente il cronometro. Mancano 3 minuti da questo momento alla fine della partita. 5-0 per la squadra di Bellarte. Nicolodi ci prova col sinistro, la palla finisce di nuovo sui piedi di Calderolli e poi di Coco. Insiste tambureggiante l'Acquessa Pone in questo momento. 2 minuti e 45. Vincendo questa partita l'Acquessa Pone salirebbe a 29 punti, primo posto di nuovo in solitudine con l'Ital Service Pesaro a 27, che però dovrà giocare martedì, se non sbagliamo, il recupero con il signor Prestito proprio, e vincendo potrebbe poi tornare prima in classifica con 30 punti la prossima settimana. Importante però che, attenzione qui a Calderolli, cerca l'incrocio, trova invece l'esterno della rete. Importante che la squadra di Bellarte oggi andrebbe a staccare la Sandro Abate e il Real Rieti di 3 punti con le ultime 2 partite ancora da giocare. Un buon vantaggio per rimanere sulla eventuale scia del Pesaro o per chiudere addirittura il girone d'andata al primo posto. Jesulito è tornato in campo con Dudu, fa tutto da solo Jesulito, cerca il gol, probabilmente viste le ultime prestazioni lo meriterebbe anche, non segna dal gol al Real Rieti nella prima e fin qui unica sconfitta casalinga dell'Acquessa Pone in questa stagione. Qui Calderolli fa un frontale con Coco Smith, i due si salutano, l'arbitro poi assegna l'angolo all'Acquessa Pone. 1 minuto e 53, torna in porta Piero Mazzocchetti. Murillo, Calderolli tiene il pallone, lo gestisce con calma. Poi va giù Murillo, uno scontro con Dall'Onder. Ammonito Capitan Murillo che era in diffida, quindi salterà credo la partita di Coppa della Divisione probabilmente martedì contro l'Atletico Cassano. Probabilmente un'ammonizione pianificata, programmata dallo staff per prepararsi alla partita di Genova. 1 minuto e 20 alla conclusione. Entriamo nell'ultimo minuto, 5-0, l'Acquessa Pone ad un passo
dalla vittoria numero 9 di questo girone d'andata. Qui Resulito, il lob molto bello da vedere ma leggermente impreciso, vicino al sesto gol la squadra di Bellarte. Dicevamo nona vittoria ad un passo, 2 pareggi e 2 sconfitte finora. Sconfitte arrivate a Dosson in trasferta e contro il Real Rieti in casa. E pareggi contro Arzignano e Lido di Ostia, entrambi in trasferta. Qui Dudu che forse ce la fa anche lui, no, sbaglia Dudu, il gol a porta vuota, sarebbe stato il suo primo gol nella Serie A, il numero 30 che si dispera, occasionissima per lui a 25 secondi dalla fine. Non ci ha creduto fino in fondo a quella palla. 12 secondi, possesso della Colormax. Mezzo per André, poi Coco Smith, il destro rasoterra a 3 secondi dalla fine. È finita. Acqua e Sapone Unigros 5, Colormax Pescara 0. Il derby d'Abruzzo va alla squadra di Bellarte che resta prima in classifica in solitaria. Noi ci vedremo il 27 dicembre per Acqua e Sapone Unigros Caos Mantova, l'ultima di andata. Arrivederci da Orlando D'Angelo e Antonio Ricci. Buon Natale a tutti.